Ed eccoci qua, benvenuti nel 20° episodio della campagna con Venezia di Medieval 2 Total War. Eravamo rimasti alla battaglia con gli ungheresi, allora non so se ritirarmi o se combatterla, ma siccome non mi piace troppo, perché noi abbiamo 4400 uomini, loro sono quasi il nostro stesso numero, ma come qualità di truppe sono molto superiori, preferisco ritirarmi. Loro ora mi attaccano l'altro esercito, mi ritirerò anche con quello. Vediamo se poi mi attaccheranno ancora. Perfetto, 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 meglio così. Questa puntata durerà meno perché non ho moltissimo tempo, ma vediamo insomma di farcela bastare. Allora, dov'è l'altro esercito che è qua? Yes, my lord. Traveling with God. Very good, my lord. Yes? Yes, Lord. Ah, eccolo qui, cavolo, era nascosto dal mio. Name thy enemy, Lord. Vediamo un po' se riusciamo, Send them to hell perfetto, or ad worse. allontanarli. Your will. Move out. Command me. My lord. Perfetto. Spare E così abbiamo 3-1 di possibilità. Quasi quasi li attaccherei. Vai, perfetto, facciamo questa battaglia. Probabilmente così elimino un esercito intanto. Probabilmente questo episodio coprirà solo questa battaglia, magari poco altro, perché, ripeto, non ho molto tempo. Ma non importa, si fa quello che si può. Ok. No, io voglio il sole perché ovviamente ho la superiorità nelle unità da tiro. Perfetto. Units, await my Ah, orders. sta piovendo, vabbè, ma dai. Units, Meglio della nebbia. Units, all together. Single line. Units, all together. Single line. Perfetto. Perfetto, io dico di posizionarci già. Mi posizionerei qui ma ho paura di far fatica ad avanzare, invece piuttosto mi metterei tutti da questo lato. Secondo me loro si metteranno appunto in fondo di qua, ma io metto tutti da questo lato così. Ok, non li vedo nemmeno per ora. I nostri rinforzi arrivano da dietro, quindi probabilmente avanzeremo insieme, vediamo loro come sono messi. Ora un po' che balestre, devo approfittare di questo, sono solo 2 unità da tiro. Non volevo farlo automaticamente perché ho sempre paura di perdere troppi uomini. Allora, già che ci siamo, mettiamoci bene qui. Aumentiamo pure la velocità che non voglio perdere troppo tempo. Ho delle unità piccole che dovrebbero essere rinforzate. Questi sono 15, questi qui addirittura sono in 4. Se riusciamo io occuperei anche la collina quasi quasi, così sicuramente la nostra CPU li prenderà. La CPU li prenderà di fronte, quindi noi spostiamoci pure di qua e vediamo di prenderli fra 2 fuochi. Ok, loro si stanno spostando, non penso mi attacchino. Ok, 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 ok. Facciamo già fuoco con i balestrieri. Spostiamo la nostra cavalleria qui in modo da poterli prendere di lato. Facciamoli pure correre, tanto qui i nostri balestrieri anche di questo esercito stanno già tirando, quindi ormai non dovrebbero durare molto. Ho già perso il 10% delle truppe, non penso dureranno un granché.
quasi quasi direi alle truppe di caricare. Voi quindi ci state indietro invece, che non voglio perdere un'unità intera che poi posso... Perfetto, sono già tutti in rotta. Che manovra di accerchiamento. Voi smettete pure di tirare perché tanto questi qui stanno per scappare tutti, quindi... Praise the Almighty! Perfetto. Our enemy has lost his stomach to fight. We must push our advantage. Voi... no. Voi dovete smettere di sparare perché perdo solo uomini. Perfetto, qua si pronuncia... qua si pronunciano molti prigionieri. Allora dico pure ai balistrieri di uccidere questi perché non posso inseguirli tutti, allora li facciamo pure uccidere. Come vedete vanno giù molto rapidamente. Dopodiché qui se la cavalleria dei nostri alleati è abbastanza intelligente dovremmo riuscire a prenderli tutti e poi finiamo la battaglia. È durata molto meno di quello che pensavo. Vi dico la verità, sono scappati prima ma perché pensavo sarebbe stato uno scontro frontale, invece li abbiamo aggirati, quindi sono scappati tutti. Sono rimasti in 12, quindi va benissimo. Anche se non gli uccidiamo il generale non me ne frega, tanto è solo un capitano del cavolo, quindi... Voi spostatevi perché tanto raggiungerli non li raggiungete. Invece potreste lasciare operare la cavalleria che aumentiamo pure la velocità perché... Voglio giusto finire di catturarne il più possibile. Boh, perfetto, basta. Battaglia fatta, ho perso 100 uomini, uccisi 1400. Adesso che li abbiamo tolti da una parte, possiamo anche affrontare gli altri due eserciti volendo. 3400, no, li uccido perché non voglio correre il rischio di trovarmi di nuovo questo esercito qui. Perfetto. Since I love my people, I could never love you. Yes? Name thy enemy, Lord. Perfetto. Perfetto. Allora, abbiamo 9000 fiorini. Abbiamo diversi eserciti in marcia. Yes, my lord. This is where we shall meet the enemy. Norimberga sta per cadere. Staufen. Vediamo se riusciamo ad evitare la ribellione perché qui non ho neanche un generale, quindi condurre l'assedio sarebbe rischioso. Ne reclutiamo anche delle unità, aumentiamo diciamo la scorta. Qui basta, non ci servono altri soldati, ne abbiamo abbastanza. Who do I face? Let me strike, my lord. Yes. Men, we march. Dopodiché, giusto. Who do I face? Yes, lord. We will engage them honorably, my lord. Let me strike, my lord. We shall send them to hell 3 a or 1. worse.
March! Anche questi non dovrebbero essere difficili da annientare, ma preferisco farlo dopo. Prima sistemiamo tutto quello che concerne l'amministrazione. Prossimo turno qui dovremmo essere in grado di reclutare anche balestrieri. Giusto, a Parigi l'assedio Name thy enemy, Lord. è andato molto bene. Anche qui i balestrieri hanno fatto il loro dovere, anche se ci hanno danneggiato le mura, ma vabbè, si tratta di 400 fiorini di danni, non è un problema grosso. Parigi invece sarà un problema da assediare, perché ha addirittura 2 eserciti lì. Dopo non penso che i francesi ne abbiano ancora, cioè, spero, se no che cazzo di esercito hanno. Ok, buttiamo giù queste baliste, tanto non servono. You find an enemy desirable? You poor fool. Perfetto, sistemiamo un esercito qua perché fuori ne abbiamo uno You are not mein Kaiser. scadente, diciamo, su tutti i contadini, ma numeroso. Budapest, io rinforzerei le nostre difese qui. Budapest abbiamo un esercito molto grande, ma Continue tomorrow, my lord. dovremmo essere in grado di Further today. incontrarci al prossimo turno. Orders. Spostiamoli qua, vuoi che ci tradiscano proprio in un turno solo, speriamo di no. Lord. Ok, dopodiché l'inquisitore è ancora qui, ma io ormai mi sono arreso e non ho più intenzione di far nulla. Generali in Italia non ne abbiamo, ma meglio così, vuol dire che sono tutti fuori. Però 3000 fiorini, vediamo se c'è qualcosa da costruire, magari a Ragusa. Sì, costruiamo il porto. Passiamo il turno. Giusto, c'era il mercante russo che avevamo lasciato là lo scorso turno. Dai. Niente, oh, prova continuamente a uccidermeli questo inquisitore. Ok. Perfetto, abbiamo abbassato le tasse, ma Orders? Yes. Onward. Lord. March! ah, ok. Allora, togliamo un'unità di balestrieri, che ne abbiamo tante. L'esercito è pieno. Perfetto, e marciamo su Bran. As you will, my lord. Adesso qui, We march to battle. se la situazione si sistema, noi aumentiamo la guarnigione e poi dovremo essere in grado ancora di alzare le tasse. Yes, my lord. This is where we shall meet the enemy. Non so perché non posso costruire... Is it time to take the walls, my lord? Non posso costruire scale, attenzione, handgunners. Questa è l'unità più merdosa del gioco, ragazzi. Questi qui non vanno fatti. Questi qui, o se giocate anche voi, questi qui, ve lo assicuro io, non vanno fatti. Assolutamente. Gli usari sono forti. Allora, piuttosto fate questa. Ma questi qui, lasciate stare. Hanno una gittata cortissima. Fanno un danno orribile. Hanno un danno ridicolo, che i Peasant Archers hanno più danno, mi dico, e inoltre costano anche abbastanza, e in corpo a corpo non ha, cioè, ok, si difendono anche in corpo a corpo, ma non ha nessun senso perché ci sono unità migliori da fare per il corpo a corpo. Ok, perfetto. Let me strike, my lord. Parigi, ho come la sensazione che mi assedieranno ancora. I will only address you in battle. Facciamo un'altra unità di picchieri. Dopo Dion. Orders? As you will, my lord. We march 3-2, to ma battle. no, non attacco. Tanto non abbiamo fretta, possiamo anche aspettare i 6 turni. Andiamo a vedere un po' a Costantinopoli come vanno le God's cose. servant. Traveling with God. Continuing tomorrow, my lord. Qui stiamo convertendo la popolazione. Assassini, hanno di tutto qua, ma... Mi è morto il generale qui. Mi sa che me l'hanno ucciso loro, come questa sensazione qui.
Costruiamo anche qui qualcosa però. Costruiamo un'altra caserma. Allora, da quanto tempo è che sto registrando? Solo 15 minuti? Al massimo dopo la metto insieme ad un'altra. Le monto con la prossima. Your will. Who do I face? Yes? Allora, tu, Yes, my lord. spostati. Very good, my lord. Orders? Tu March. mettiti qui. Let me strike, my lord. My lord. Uno a she will uno. spare any of them. Esattamente pari. Vediamo. Yes? Orders? Name thy enemy, lord. Se io assedio Sofia, magari loro mi attaccano dall'esterno e quindi riesco ad annientare questi eserciti. Però non voglio affrontare in campo aperto questo esercito qui, perché la cavalleria con arco è massa tosta. Yes, È proprio una rottura di coglioni. Qui che unità hanno? Buone, ma sempre scarse di unità da tiro. Gli ungheresi me li mangio se continuano without a così. trace. Perché senza unità da tiro Yes, my lord. proviamo. Give me a Perfetto, name, and I'll give you perfetto, his perfetto. coin. 190 As you fiorini wish. lo mandiamo I qui. shall take the foreigner's business. My lord. Yes, there's money in this. My Prendiamo lord. anche questo mercante e siamo a posto. Boh. Ho 5.000 fiorini. Dove costruisco? A Venezia. Quanti cardinali ho? 1 2 3 4 5 5 cardinali non mi basta ancora per vincere le elezioni, ho paura. Staufen, senza il generale. È orribile essere senza il generale. My lord. Traveling with God. Yes, lord. Anche questo è il territorio francese. Oh, i francesi hanno più territori di quelli che pensavo. You honor the command me. Allora, An honor to serve. God will be with us, men. To battle! allora. Questa battaglia, vediamo quanto tempo abbiamo. Altri 10 minuti, vediamo se riusciamo. Hanno tanti balestrieri loro. Vediamo un po' con che esercito voglio attaccarli. Se con questi... Buono, però poveri di balestre, devo dire la Let me verità. strike, my No, lord. preferisco We attaccare con march questi. on our victims. Boom. Non so, lo faccio in automatico. Ho paura di perdere tanti uomini, vabbè, proviamo. Perfetto, 500 uomini, ma ho annientato i francesi in compenso. Sì, non avevo voglia di combatterla, era We show little mercy. un po' impegnativa. They Vediamo qua. deserve none. Ma dai, ho perso 3 unità piene. Noble lord. Qui quasi Yes, nessuna. lord. Yes. We march. Ecco qua. We will engage them. Who do I face? Ah, e quelli sono portoghesi. Allora, sai cosa ti dico? Che con We shall te send them andiamo a your prendere orders, noble one. God will Saragozza. be with us, men. Zaragoza. To E con battle! l'altro conquistiamo questo castello portoghese. Bene. Inoltre il re nemico è morto. Cosa di cui personalmente sono molto felice. Command me. Giusto, chissà quanto manca a Norimberga. 8 turni. Yes, my lord. 8 This is turni where alla we resa shall di meet the enemy. Norimberga, ragazzi. Hanno un esercito del cazzo dentro e che hanno questo qui di fianco. Anche questo non è forte, ma... Che palle, Tosi. Your will. The time for 8 words is turni. over, mein Freund. Ciò non saprei qua. Lì hanno 8 turni di tempo prima di arrendersi, però per vincere la battaglia dovrei far arrivare questo esercito qui That won't hurt me, Dummkopf. e non voglio attaccarli. Sono alleati con gli spagnoli, perché se passo in mezzo e mi attaccano mi spaccano. No, non sono alleati, quindi dubito che si aiuteranno. Io Yes.
Close in for battle. Non sono scarsi questi qua. Non voglio attaccarli, vediamo se riusciamo a farli passare. Yes? Anche qui. Orders. Command me. Non ho un generale, quindi non posso neanche, diciamo, mettere su un esercito qua per andarli ad aiutare. Forse rimanderei la conquista della Polonia. Your will. Tanto in teoria sono in guerra con i russi, dove sono? No, però sono in guerra con i mongoli, quindi hanno sicuramente il loro bel da fare. Vabbè, niente ragazzi, passiamo il turno. Ah dai, avevo fatto sta roba qui. No. No, lascia stare, va bene così, era solo per portare la flotta vicina. E allora, non ho nessun rivale, gli unici che potrebbero darmi filo da torcere sono i mongoli, ma una volta che si sono ben spalmati sul territorio, riusciamo ad abbattere anche quelli, soprattutto con le nostre balestre. Ho un altro da scomunicato, ho comunque una croce. Ho un altro cardinale mi hanno dato, bene. Command me. An honor to serve. With God's Hanno un blessing bel and esercitino your lì, blessings. We march on our Appiamola. victims. Sooner or later, they will relent, my lord. We tore them apart, my lord. Victory! We have crushed them. This place is yours, my lord. Command me, your majesty. Abbiamo proprio rasa al suolo questa. Non abbiamo neanche slot per riparare gli edifici. Your orders, noble one. Qua a me mancano balestrieri, vi dico la verità. Però massa costosi questi. Non so. 2 unità di balestrieri in più non mi sarebbero male. Catalani. Sono con giavellotto, vero? Sì. E questi costano più di questi ancora addirittura. Però sono fortissimi, cazzo. Costano di più, però sono molto forti, quindi un'unità di catalani e un'unità di balestrieri le reclutiamo. Così abbiamo l'esercito pieno. Tanto da mantenere non costano moltissimo, più che altro costano quasi 1000 da reclutare, però Let me se strike, ne abbiamo my lord. bisogno, ne abbiamo We bisogno. march. Andiamo a conquistare la No, città, I che dove cannot del go cazzo there. è la città qua? Continuing tomorrow. Ecco, gli unici con cui non sono in guerra sono gli scozzesi. Come and get me. Qui hanno un bel esercito, se no muoverei anche questo. Meglio che faccia arrivare Name thy enemy, lord. questo esercito qui. Appena qui avrò l'esercito pieno, farò muovere questo generale con tutta l'armata a nord e conquistare la Normandia. Command me. E con loro invece andrò direttamente ad attaccare le città inglesi da qui. Una volta che avrò liberato un po' di eserciti, muoverò anche quello di Parigi. Sono in guerra anche con i danesi poi, quindi vabbè, guardate, davvero sono in guerra quasi con tutti. Dopo qui c'è il Papa I che seek an honorable sarei engagement. strattentato di ucciderlo, ma non riesco. Ho addirittura 2 preti qua dentro. Bene. Bene. Ora ho 14.000 fiorini, approfittiamone per far qualcosa, insomma. Costruiamo porti. Cazzo, che esercito di banditi è? Talk is cheap. Porra, faccia dei banditi, Dio Cristo, cavalleria pesante. Sì, costruiamo un porto anche qui. Costruiamo anche 3 unità di balestrieri, giusto per, in caso mi saltasse il matto, di uscire a ucciderli. We will meet you there. Costruiamo qualcosa a Roma? 3.000 fiorini, e cosa facciamo? Con questo faccio le bombarde, ma sinceramente non me ne frega un cazzo. Cioè, le armi d'assedio mi servono solo per poter assediare la città immediatamente quando arrivo. E anche qui poche unità. Va buon, dai. Allora, ho registrato un bel po', mi pare. Sì, dai, 25 minuti. Finiamo qui la puntata. Grandi progressi, ormai gli ungheresi e i francesi sono completamente distrutti.
i tedeschi non hanno più la forza di rispondere, piano piano li stiamo conquistando un po' alla volta. Qui invece sono fermo, per ora non ho intenzione di attraversare, preferisco concentrarmi prima sull'Europa. Quindi per ora è tutto e ci vediamo alla 21esima puntata. Ciao ciao a tutti.